È un fornitore che noi riteniamo seriale di questi eventi che si svolgono in tutta Italia. Nel caso specifico era quello di Iesi, un Rave Party che avviene ogni anno con cadenza annuale nel periodo di Ferragosto. E questo soggetto, che è stato attenzionato dagli investigatori della squadra mobile, proprio grazie a questa mappatura di controlli che viene fatta in modo massiccio già da settimane e da mesi dal servizio del controllo del territorio, ci ha permesso di individuare una persona che già era stata qui ad Ancona nei pressi di Iesi, proprio per probabilmente monitorare quello che sarebbe stato il percorso da fare, e che ha tentato di fare e completare ieri con un carico di droghe sintetiche che sono la metanfetamina e estasi, e nonché lo speed, che è una nuova droga che è un misto tra eroina e metanfetamina, molto pericolosa, con degli effetti dirompenti e che portano a danni e anche alla morte, come tra l'altro gli eventi di cronaca recente ci insegnano. Il giovane, che ha provenienza da Modena, è stato arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile e su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona è stato tradotto nel carcere di Montacuto, dove attualmente si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Era già conosciuto alla giustizia perché già arrestato dalla polizia per precedenti fatti delittuosi concernenti sempre gli stupefacenti. Tra l'altro gravava a suo carico una pena sospesa proprio di più di 2 anni, proprio per lo stesso tipo di reato, in questo caso era di coltivazione. La macchina con cui viaggiava a bordo era piena di oggetti che lui avrebbe dovuto vendere per fumatori, ma nascondeva nel vano motore un involucro con un magnete contenente queste 113, paradosso della sorte, dosi di metanfetamina e speed, che sono stati trovati dopo una ricerca durata diverse ore da parte degli agenti della polizia, che sono riusciti a trovarla all'interno del motore, ma alla fine, insomma, i risultati sono stati conseguiti. Il binomio prevenzione e repressione, insomma, ha funzionato e speriamo che continui così. La polizia sul territorio, volanti, reparto prevenzione, cinofili, squadra nautica controlla chi passa sul nostro territorio, si chiede il perché, che poi viene sviluppato dall'organo investigativo e porta al risultato.